Lei in passato notoriamente è stato molto critico, lei è un ex militante della Lega di livello, è stato molto critico nei confronti di quasi tutti i partiti, il PD, il PDL, la stessa Lega. Se oggi dovesse fare un quadro di questi partiti, rimane la vecchia idea, è migliorata, è peggiorata? Io farei una cornice aurea con uno sfondo totalmente nero listato a lutto. Popolo italiano, scrive adesso. Il senatore Bossi, il suo precedente capo, se ne è uscito con una delle sue battute che sicuramente gli creano un sacco di amicizie nel suo ambito, ha definito, ha detto che SPQR vuol dire, come dicono i giovani studenti romani, sono porci questi romani. Queste frasi ad effetto sì, fanno sorridere e fanno voti in un certo ambito, ma messi in bocca a un ministro della Repubblica Io le sono rispondo, dignitosi oppure io le no? rispondo in due modi. Il primo, con una domanda, retorica per certi versi. Se un insegnante del nostro liceo, delle nostre scuole medie, rimprovera uno studente perché si comporta in modo un po' inurbano in classe, viste anche le circolari di questa specie di ministro della pubblica istruzione che abbiamo, e lo studente gli risponde così, che facciamo? E lo puniamo. Se una sottosegretaria, che peraltro donna, così risponde, se il ministro per le riforme, evidentemente abbiamo riformato anche la scuola, risponde così, devo commentare. Poi sulla vivacità delle espressioni leghiste, e questi continueranno fino a che qualche allocco, il Cocal a Venezia, sai cos'è il Cocal? È il gabbiano che ha lo sguardo ebete. Si chiama Cocal perché ha lo sguardo ebete. Allora, finché qualche Cocal ci cade in più, fa bene. Lei è veneziano di origine, Di nascita io. vicentino di adozione, ha sempre detto che probabilmente nel nord-est, a Vicenza, il fenomeno dell'evasione era più pesante di quanto non si volesse far credere. Nel frattempo è scoppiato anche lo scandalo della Concia. Mi Io hanno qui tagliato. non faccio altro che ripeterle la domanda. La situazione è peggiorata o migliorata rispetto a quando lei aveva questa opinione di nord-est evasore? No, no, il nord-est è evasore, punto e basta. Il problema è che io spiegavo in quell'occasione, già avevo destato un po' di stupore nel giornalista che mi intervistava, che grazie agli evasori si è costruito il nord-est. Questo dopo hanno tagliato però, tagliato perché il ragionamento era un po' più complesso, anche se non molto più lungo nel tempo. C'era un patto tacito tra imprenditore e lavoratore. Il lavoratore lavorava e sgobbava come un negro, ammesso che i negri sgobbino, e non aveva grandi pretese economiche, si accontentava. L'imprenditore faceva tanti soldi, ma non viveva da nababbo, viveva con una certa modalità, perché li metteva tutti nell'impresa, aumentava l'impresa, aumentavano i posti di lavoro. Fino al 60, deve essere chiaro, con i soldi delle evasioni si è costruito il Veneto. Il problema nasce e il patto si rompe, ed è forse una delle ragioni che porta poi lo scontri del 68-69. Il patto si rompe quando l'imprenditore non aumenta i salari, non mette più nell'azienda, ma si fa l'amante che è la tricetta, si fa 2 piscine nella villa, si compra il Rolls. Allora sai, uno dice, ma come, io pago 30 mesi di rate, no, per comprarmi al 500 e tu c'hai l'amante che ti costa 1 milione al colpo, c'hai la villa con 2 piscine, c'hai questo e quell'altro, no, il patto non c'è più, si rompe un patto sociale. L'evasione finalizzata, a parte, è nello spirito dell'uomo. La DC, che era saggissima in materia, metteva le aliquote alte lasciando evadere, perché l'italiano se può evadere è felice. E allora calcolava, no, l'evasione e l'aliquota in modo che comunque l'entrata fosse quella che sperava. Se lei guadagna 100 e io ho bisogno che lei mi versi 40, so che lei il 40% non me lo sarà mai. Allora cosa faccio? Metto l'80, lei denuncia a metà, io sono a posto, io incasso quello che devo incassare, lei è felice perché mi ha fregato. E la DC è andata avanti tanti decenni così.
questi non hanno capito, Tremonti ha qualche problema a capire, no? La R moscia è un qualcosa che manca, capisce? E a volte manca nelle labbra, a volte sale. E sa che ci sono i collegamenti, i canali, e quando sale e manca la R sono dolori. Magazzini generali, è andato sulle cronache di Vicenza anche la questione magazzini generali, in cui c'erano fior di professionisti a gestirli. Si parla di un ammanco tra i 4 e 7 milioni di euro. Lei cosa pensa di questa gestione di persone capaci che poi hanno un'azienda che... Guarda, io sono stato presidente dei magazzini generali. Devo esprimere una notevole perplessità, perché non è che nel passato... Allora, lei deve sapere che la crisi nei rapporti tra me e qualcuno dei componenti della proprietà nacque perché io pensavo, ahimè, che i professionisti da utilizzare dovessero avere una rotazione, ed essendo 4 i componenti la proprietà, io avevo chiesto che ogni ente o società componente della proprietà me ne desse 2 e ruotarli. Questo ha creato il caos, perché evidentemente doveva essere uno. Devo dire però, nonostante questo, una gestione povera, però mi pareva di pareggio, se io ricordo, sono passati 30 anni. Cioè non è una gestione che... Mi chiedo come abbiamo fatto a venire fuori i miliardi in termini... Anche perché è un'azienda, da me sono inesperto, ma è un'azienda di logistica, non è un'azienda che rischia in prodotti, in tecnologia. Ed il massimo che può succedere è che lei non ha nessuno che deposita e paga 4 stipendi, insomma, per fare i milioni di debito. Ne ha di stipendi da pagare? Adesso va una regione? No, io adesso non so il personale, mi pare che allora fosse un 4-5%, cioè il direttore, 2 o 3 in ufficio e 3-4 no, persone addette a portare i muletti, eccetera, un personale abbastanza ridotto. E non si è mai spostato perché comunque doveva restare nella misura in che consentiva il bilancio. Ha sempre avuto un po' di difficoltà. Io feci fare a mie spese da persone, eccetera, uno studio su come si doveva svolgere la funzione, perché avevamo 2 magazzini generali vicini che hanno dimostrato di essere più intelligenti di noi. E cioè, a Padova si erano accordati con le truppe americane, per cui tutto quello che sbarcava a Livorno veniva poi portato a Padova, eccetera, e quindi erano soldi. A Verona avevano un accordo con l'Autocerma, tutte le vetture che arrivavano, Audi, Volkswagen, eccetera, venivano depositate presso i magazzini generali, quindi avevano un flusso continuo, anche un flusso di cassa notevole. Qui gli ho detto che bisognava studiare qualcosa del genere, e sono decaduti i miei 2 anni, 2 anni mi pare, eccetera, me ne sono andato, punto e basta. Non credo abbiano fatto nient'altro, ma non so più nulla. Allora, per fare miliardi non lo so, o per tirare su i conti gioco l'Enalotto, perché sinceramente, a meno che non abbiano cambiato il tipo di gestione, io questo non lo so, cioè che non facciano più il deposito, facciano investimenti eccetera, questo non lo so, ma col deposito è impossibile, perché accadesse anche di creare un danno è una società che è coperta dall'assicurazione, quindi non è possibile, anche se fa un danno di 200.000 euro, 300 milioni eccetera, perché del materiale, della merce va a male, c'è un'assicurazione, quindi... Abbiamo rubato tanto tempo, la ringrazio intanto. Ma chiudo con 2 domande flash e le chiedo 2 risposte flash. Franca Equizzi, anche lei ex Lega, ultimamente anche sulla stampa ha proposto il suo nome come consulente dei magazzini generali per tentare di mettere a posto le cose, capire bene i conti e risanare, asserendo anche quello che di fatto è la sua indipendenza e la sua incontenibilità personale. Questa ipotesi di Guizzi troverebbe il suo assenso prima ancora di quello dei politici locali? Per fare qualunque cosa io voglio sempre carta bianca, nessuno può sindacare e entrare nel merito. Allora le rispondo con una domanda: lei crede che sia possibile a Vicenza? La sua domanda è retorica, quindi si è già risposto. L'ultima cosa, poi, la politica vicentina. Vicentina è proprio quella di Vicenza, non tanto della provincia, perché ne abbiamo già parlato. Può cambiare il colore. Oggi che configurazione è il rapporto economia-politica?
Guardi, Vicenza. Perché lei prima accennava, prima dell'intervista, a Democristiani, a Rumor. Ma vede, il problema è che io non entro nel merito del singolo, però qui ci sono molti che vengono da un gruppo a cui ho appartenuto e io conosco i loro padrini, Questo gruppo? che era il gruppo rumoriano. Allora, sa, io sono sveglio, vedo, capisco e ricordo con una memoria di ferro. Allora è difficile se uno viene fuori ed è allevato da un uomo, ha delle carenze affettive dal papà, non c'è la mamma, ha delle carenze affettive che sono la presenza di quello che può dare la mamma e viceversa. Mutata mutandis, che con le mutande non ha niente a che vedere, se uno va a vedere chi sono i padrini, gli uomini di singoli uomini politici, i loro comportamenti, cosa facevano realmente, nel momento in cui li hanno svezzati alla politica, capisce tante cose. Ma siccome a me non frega niente, come nella vicenda che mi credono che non riveste per me interesse zero, è un problema che riguarda i vicentini. L'ultima domanda, però mi ha nella bocca da prendere l'ultima. Vicenza è una grande piccola città, grande per certi, comunque per certi valori che ha a livello economico, a livello culturale e così via, speriamo anche qualcosa di positivo, piccola come dimensione. La stampa a Vicenza pesa tanto, perché a livello nazionale le grandi città comunque pesano molto anche i giornali nazionali. A Vicenza pare di capire che pesano molto i giornali, dico uso il plurale, i giornali locali. Che opinione lei ha della stampa locale che di fatto informa, informando o non informando, condiziona o non condiziona i vicentini? Personalmente non credo, non se ne abbia male, non parlo dei singoli, eccetera, la stampa in include anche genere. noi. Io credo che la stampa vicentina non sia all'altezza di informare correttamente la città. Vi sono troppi interessi, vede, in una certa vicenda che mi ha visto come difensore, io so che invece di esprimere al loro collega simpatia e solidarietà, sapendo la verità, tra l'altro, l'unica cosa che hanno saputo dire i colleghi a questo mio patrocinato è: ti sei messo contro il potere. Allora io devo pensare che quando ci si deve mettere contro il potere, i giornalisti vicentini scrivono quello che vuole il potere, non quella che è la verità. Questo è un fatto che per un giornalista è una bestemmia. Grazie. Prego.